Un nuovo dragaggio di somma urgenza della Bocca di Porto e il via libera al progetto più vasto e impegnativo di allargare e approfondire l'attuale canale di accesso sono i primi due interventi del cronoprogramma della Regione Veneto in difesa del porto di Pila e della marineria di Porto Tolle, resi noti ieri nell'incontro fra gli assessori Panna, Corazzari e De Berti con le cooperative dei pescatori di Pila, le associazioni di categoria e i rappresentanti istituzionali, mentre fuori andava in scena l'ennesima protesta dei pescatori. Abbiamo il porto in secca. Con gli scavi non succede niente, bisogna fare gli scavi con le draghe, dragare e fare un scavo profondo per vedere se riusciamo a andare avanti. Un intervento concreto, un intervento con dighe. E noi abbiamo i pescherecci e di tanto in tanto ci incaliamo nelle secche e non riusciamo ad uscire, ad andare a lavorare. Una strada per andare a lavorare. Sono gravi le condizioni nelle quali versa uno dei primi porti in Veneto per numero di imbarcazioni e volume di pescato, vittima dell'interramento causato dalle continue mareggiate che ostruiscono di sedimenti la bocca di porto e i fondali della laguna di Barbamarco. C'è bisogno di un progetto strutturale, un progetto cui stiamo studiando e stiamo portando avanti da tempo per naturalmente permettere un'uscita definitiva e un lavoro definitivo che appunto non ci faccia sempre vivere con questa emergenza. Stiamo definendo con sistemi territoriali la progettazione che verrà poi portata nei tavoli romani con la costituzione del futuro governo. E però l'atteggiamento della Regione è stato stigmatizzato dall'opposizione che contesta i continui interventi con la formula della somma urgenza. Il fatto che negli ultimi 4 anni, si legge in una nota del gruppo consigliare del PD, siano stati spesi ben 2 milioni con questa modalità senza risolvere niente la dice lunga sull'assenza di programmazione della Giunta. C'è però da dire che lo scorso anno il governo nazionale ha stanziato 40 milioni per i porti, ma a Pila non è arrivato nemmeno un centesimo.